La Lega Nord è sbarcata a Crotone e lo ha fatto presentando una propria candidata a presidente della provincia, Pileria Maria Amadeo, ed una sua lista Lega Calabria Federalista. E questa mattina, per la presentazione direttamente da un tour elettorale in Puglia, sono giunti a Crotone un senatore e un deputato del Carroccio, rispettivamente dal Lago Maggiore Enrico Montani e dal Veneto Franco Gidoni. Che si tratti di una vera e propria diramazione della Lega Nord in Calabria lo dimostrano gli striscioni del partito padano e il manifesto che in bella mostra lo stesso Umberto Bossi. Presenti anche Antonio Casimiro, segretario regionale di Lega Nord, e diversi candidati della lista provinciale leghista crotonese, che fa il paio con l'analoga presentata a Cosenza. Come Lega Nord abbiamo puntato su di lei perché riteniamo che la signora Amadea sia una persona molto capace. Simili a quelli della Lega anche i programmi, con sicurezza e la lotta all'immigrazione clandestina in primo piano. È arrivato il momento per la Lega, ha detto Montani, di marchiare il territorio e approdare anche qui in Calabria. Siamo stati chiamati proprio dalla gente del Sud, con cui stiamo parlando e condividendo molte delle nostre idee. Per Gidoni il problema della Calabria non è la mancanza di soldi ma la capacità di spenderli, magari per realizzare infrastrutture come la Ionica, evitando che i finanziamenti si perdano. L'Amadeo ha poi illustrato a stampa e presenti il suo programma. È stata una scelta molto tranquilla nel cambiare radicalmente la politica locale esistente. Lo slogan "lontana dalle poltrone e vicino al territorio", ascoltare la gente con le proprie problematiche e dare loro un contributo che meritano, perché la gente va ascoltata ed io voglio stare in mezzo alla gente.